Buonasera e benvenuti. Bene, la volta scorsa abbiamo visto insieme che questa biblioteca di circa 900 rotoli frammentari, una delle tre grandi biblioteche del mondo antico, dopo quella di Alessandria, dopo quella di Assurbanipal, trovate nella Ninive, questa qua di Qumran. Bene, di questi 900 rotoli antichi di cui abbiamo parlato la volta scorsa, c'è una categoria dei rotoli di cui abitanti di Qumran non sono autori, li hanno semplicemente copiati, studiati. È impressionante vedere che se anche rispetto alla grande somma di circa 900 rotoli, questi circa 270-80 possono cambiare sempre il numero, perché nell'arco degli anni, come i pezzi vengono composti, messi insieme, quindi i numeri cambiano, ma comunque diciamo quasi meno di un terzo dei rotoli di questa gigantesca biblioteca sono i rotoli cosiddetti della Tanakh, cioè i rotoli speciali, o cosiddetti anche scritti degli antichi. Di qui abitanti di Qumran non sono autori, ma erano molto legati più di tutte le altre categorie dei rotoli. Infatti oggi, se noi abbiamo quasi resti di circa 900 rotoli, è anche grazie dovuto all'esistenza di questa categoria di rotoli di cui abitanti di Qumran non sono autori. Stasera, rispetto alla prima serata, 7 giorni fa, vedremo i rotoli che abitanti di Qumran copiavano, perché tra questi rotoli speciali degli scritti degli antichi c'è in particolare un rotolo di cui le copie furono trovate in diverse grotte vicino al villaggio di Qumran, vicino al Mar Morto, e quindi sono dei resti di circa 8 rotoli che fanno parte dei rotoli del Mar Morto, ma abitanti di Qumran non sono autori, fanno parte di questi rotoli speciali, degli scritti degli antichi. Allora, perché abitanti di Qumran erano in particolare attaccati a questa categoria dei rotoli? Voglio sottolineare che dal 47 fino a quasi oggi l'opinione pubblica è stata sempre portata a dare attenzione e prendere in considerazione i rotoli, di quei 900 rotoli, di cui abitanti di Qumran sono prevalentemente autori. Quindi questa categoria di rotoli speciali, che erano più importanti, di cui Giuseppe Flavio dice prestavano una straordinaria cura e prediligevano studio di questi rotoli importanti della Tanakh, speciali, dovremmo dire che negli ultimi 60 anni le pubblicazioni, le trasmissioni televisive in qualche maniera hanno trascurato, e quindi certi aspetti di questi rotoli della Tanakh erano sottovalutati o quasi ignorati. E la cosa interessante è questa qui, in particolare il rotolo che fa parte di questi rotoli speciali, che è detto anche rotolo di Daniele, quindi i resti del rotolo di Daniele che faceva parte di questi rotoli speciali Tanakh, ne sono stati trovati nella prima grotta, nella quarta grotta di Qumran e nella sesta grotta di Qumran. Cosa succede? Quando noi vediamo i resti di questo rotolo, che è stato scritto in due lingue, in lingua aramaica e lingua ebraica, come vedete qui, allora, vedendo i resti di questi 8 rotoli che sono stati rinvenuti, ecco qui le sigle, quello che vedete 6Q, 4Q, 4Q, 1Q, sarebbe delle 11 grotte ritrovate a Qumran, in ordine cronologico come furono trovate, dal 47 fino al 1956 11 grotte, quindi come venivano trovate, così in cronologia del tempo delle scoperte delle grotte venivano date queste sigle delle grotte, e nell'interno di queste 4 grotte praticamente abbiamo i resti di 8 copie del rotolo di Daniele, uno dei più importanti rotoli di cui abitanti di Qumran non sono autori, copiavano questo rotolo che è scritto in 2 lingue, in aramaico e in ebraico, ed è molto importante perché dai resti di altri rotoli di cui abitanti di Qumran sono autori si vede perché citano spesso, come c'è scritto nel rotolo di Daniele e così via. Ed è particolare questo rotolo perché
proietta in futuro le descrizioni degli avvenimenti, una specie di profezie. Nella prima grotta abbiamo il documento 1Q71, poi è stato trovato, rinvenuto il resto di altra copia di questo stesso rotolo di Daniele, 1Q indicato con 72, con corrispettivi resti dei capitoli dei versetti. Quindi questi due documenti, 71 e 72, nella prima grotta, nelle copie di Daniele. Poi, quindi sono questi qua indicati, nella grotta numero 4 sono stati trovati altre copie di questo rotolo di Daniele, uno indicato con 4Q112, con i testi che sono stati qui indicati, l'altro documento 4Q113, sempre nella stessa grotta con diversa manciata del resto di questo rotolo con i testi trovati, 4Q114 con i corrispettivi rispettosi testi, 4Q115 con i testi indicati, 4Q116. Quindi nella quarta grotta abbiamo, quindi nella prima, resti di due copie del rotolo di Daniele, nella quarta abbiamo 1, 2, 3, 4, 5 e l'ultimo praticamente nella sesta grotta, indicato il documento 6Q7, è un rotolo in papiro, quindi è sempre la copia resto del rotolo di Daniele in papiro trovato in questa grotta. Quindi la cosa interessante è questa qui: l'aramaico in queste copie di questo rotolo trovato qui è un aramaico particolarmente antico, aramaico imperiale babilonese. Grazie alle due scoperte che sono state trovate, due documenti, uno nella grotta 1 e l'altro nella grotta 11, primo indicato con 1Q20, l'altro 11Q10, sono due documenti che presentano i testi in aramaico. La cosa interessante, grazie ai ritrovamenti di questi due documenti, che sono diversi dall'aramaico che viene le copie ritrovate del rotolo Daniele, uno è un aramaico del primo secolo a.C., secondo invece presenta un aramaico del secondo secolo a.C. E questa è la cosa eccezionale, perché grazie a quei due documenti si vede che l'aramaico delle copie di Daniele trovate a Qumran è un aramaico che differisce sensibilmente dall'aramaico presentati nei testi del secondo secolo a.C. Quindi, grazie alle prove paleografiche, allo studio della ortografia praticamente e della paleografia, si vede che tra questi due testi bisogna lasciare una breccia dei secoli per arrivare a un aramaico completamente diverso da questi due documenti. E cosa che sorprende è questa, che sono stati trovati documenti fuori di Qumran, in Egitto, isola Elefantina, che sono i papiri in un aramaico del V secolo a.C., un aramaico imperiale babilonese. Fu fatta datazione su questi papiri dell'Elefantina, che è una scoperta fuori di Qumran, ma importante, la citiamo qui, lo sapete perché? Perché quell'aramaico è identico non a questi due del secondo secolo a.C., ma all'aramaico delle copie dei rotoli di Daniele, di un aramaico imperiale. E la cosa interessante è questa qui: quando il popolo ebraico, dopo la distruzione di Gerusalemme, continuava a copiare senza sapere che gli abitanti di Qumran nascondessero le giare di terracotta in queste grotte vicino al Mar Morto, nei secoli i masoreti, praticamente i masoreti, hanno, rispetto al testo di Qumran e delle copie antiche di Daniele di Qumran, hanno praticamente inserito soltanto i puntini, cioè le vocali, per essere sicuri nella lettura. Ma la cosa interessante è che le più antiche copie di Daniele, praticamente, copiate nella Tanakh dal popolo ebraico nel Medioevo fino ai nostri giorni, come la vedete qui, la copia di Daniele, oggi, nella Tanakh, oppure nel Medioevo, X secolo d.C., la cosa che sorprende è che il testo nelle antiche copie trovate a Qumran, antichi più di 2000
e 500 anni, praticamente un aramaico di più di 2500 anni, il contenuto è strettamente identico alle copie della Tanakh dei rotoli speciali copiato dagli ebrei nel Medioevo fino ad oggi. Fino ad oggi. Oltre a questo, la cosa che sorprende è che abitanti di Qumran possedevano anche le copie dei rotoli speciali tradotti in greco, detta 70, che circolava 2 o 3 secoli prima di Cristo. E quindi la cosa bella che noi possiamo prendere in considerazione non soltanto il Masoreti, copie Daniele e ritrovamenti di Daniele che si sono conservati, che sono strettamente identici a questi, ma anche la traduzione degli stessi contenuti che si sono conservati nella traduzione della 70 in greco, per quanto erano importanti questi manoscritti. Abitanti di Qumran ne possedevano la 70. La prima serata, 7 giorni fa, abbiamo parlato dei testi che riguardano l'attesa messianica e la cosa interessante, il documento 4Q116 che riporta, sono stati ritrovati i resti del capitolo 9 di Daniele. Questo documento è molto importante, mentre gli studiosi si concentrano sull'aramaico, sulle porzioni trovate dei rotoli delle 8 copie di Daniele, dove finiscono le righe, quante parole ci sono, le parti mancanti, l'aramaico e così via. La cosa interessante è questa qui, è che studiando che nella grotta numero 4Q116, nella quarta grotta, vi è stato trovato praticamente il resto del capitolo 9, quindi loro possedevano, abitanti di Qumran, il racconto delle 70 settimane che annunciavano la venuta del Messia. Ovviamente non è tutto intero capitolo 9, ma la cosa interessante, prendendo in considerazione che le copie di Daniele sono strettamente identiche a quelle dei Masoreti, come venivano copiati dagli ebrei nel Medioevo, dopo l'istruzione di Gerusalemme fino ai nostri giorni, prendendo in considerazione anche le cose descritte, compreso quelle di Qumran, e le parti mancanti che sono descritte, che sono identiche al testo masoretico, e prendendo in considerazione anche gli stessi contenuti dove sono le parti mancanti che sono stati secoli prima copiate in greco, recuperando le parti mancanti, facendo un studio approfondito su quello che gli abitanti di Qumran avevano e sulle parti mancanti dove vi sono le descrizioni in testo masoretico che è strettamente identico a quello di Qumran e Qumran a questo, e anche nelle informazioni che ci sono nella 70, perché abitanti di Qumran possedevano la 70, è stato possibile fare ricostruzione e capire che abitanti di Qumran sapevano il calcolo delle 70 settimane, che con una precisione e esattezza matematica rivelavano l'epoca in cui il Messia sarebbe arrivato. E vi dico una cosa: dal 1947 fino al 1996 nessun qumranista, nessun professore, nessun studioso, nessun archeologo aveva pubblicato un libro, fatto una trasmissione televisiva. Ecco perché certi dati come quelli che ho visto settimana scorsa non sono ancora trovabili su internet, fatto pubblicazioni in cui si fa il collegamento e si capisce in base a questi testi, in base alla ricostruzione delle 70 settimane, perché abitanti di Qumran all'epoca del primo secolo aspettavano la venuta di Messia, perché nelle 70 settimane erano descritte queste cose qui. E dal 1996, anche se alcuni hanno cercato di fermarmi nella divulgazione di questi dati, siamo andati avanti, stiamo proseguendo in questa direzione controcorrente, a innalzare la bandiera alta su questi testi, su queste categorie di rotoli e su queste rivelazioni. Ecco, in base a questi testi, a questi resti, a questi collegamenti che ci sono, è capibile perché abitanti di Qumran nei loro tempi si consideravano figli della luce, generazione della visita del Mashiach, descritto nel rotolo della prima, quarta
e nella sesta grotta, che parlava dell'arrivo di Messia, e generazione della fine dei giorni, dei 70 settimane. Ma non solo, la parte anche che abbiamo visto nel rotolo della prima grotta, che parla, oltre arrivo di Messia, che cosa sarebbe successo a questo Messia, oltre che è stato indicato che sarebbe arrivato nel primo secolo della nostra era. Quindi le modalità che sono anche lo stesso riportate nel rotolo della prima grotta. Dal 96 la stiamo accentuando, ed è strano perché per così tanto lungo periodo questi dati, questi contenuti non sono stati portati in primo piano, ma praticamente sono stati quasi ignorati, e questi contenuti messi praticamente da parte, evitati. Allora, quello che stasera vedremo quindi sono contenuti del rotolo della prima grotta, della quarta e della sesta. In queste copie di Daniele, allora, vi sono le descrizioni che partono dal VI secolo a.C. arrivando ai nostri giorni. Ed è bello perché abitanti di Qumran erano attaccati al loro studio, e in base alla descrizione che leggeremo anche stasera, che non è stata mai pubblicata negli ultimi 60 anni, il contenuto che leggeremo stasera, in base a questi resti, in base a questi testi che loro potevano avere, leggere e copiavano, vedremo l'aspetto per cui abitanti di Qumran escatologico aspettavano la fine dei giorni della storia e i cambiamenti della storia nel loro tempo. È un testo interessante perché, oltre ad arrivare ai tempi degli antichi babilonesi, all'impero romano, prosegue, arriva ai nostri giorni. Quindi è interessante vedere qualcosa che è antico, archeologico, che riguarda abitanti di Qumran, babilonesi, ma poi arriva a raccontare delle cose che riguarda il nostro periodo, noi. Questi contenuti, come ho detto, questi sono le copie della 70, le copie di Daniele nella 70 trovate in Egitto, ma come queste, le altre copie della traduzione di questi contenuti speciali, di questi rotoli che predicevano il futuro, sono stati trovati in altre parti del mondo oltre in Egitto. E tra l'altro, ecco, diversi resti, grotta 7, grotta 4 e così via, con i codici che trovate qui, dei documenti di resti dei rotoli che sono in greco, che quindi dimostrano che abitanti di Qumran avevano la 70 e i contenuti della 70. Anzi, vi dico una cosa in più, è stato grazie a ritrovamenti documenti anche in ebraico, sono stati trovati i manoscritti, i resti dei rotoli, da cui si capisce quali testi in ebraico venivano utilizzati per fare la traduzione in greco della 70. E in particolare documenti delle copie di Samuele, forse tra le più antiche copie in ebraico di Samuele, presentano testi da cui si vede che la traduzione ai 70 che facevano era molto molto precisa grazie a questi ritrovamenti. Quindi in base a questo possiamo vedere una cosa interessante. Numero 1, abitanti di Qumran, quando copiava in ebraico nel III secolo a.C., si è visto in base alla lingua che viene le copie dei resti, dei resti dell'8 rotoli, copie di Daniele, si è visto che vi sia un ebraico diverso, ancora più antico, remoto, delle copie di Daniele rispetto all'ebraico con cui scrivevano abitanti di Qumran. Infatti diversi esperti dicono: sembra abbondantemente chiaro che una data del II secolo a.C. per i capitoli del libro scritto in ebraico non è più sostenibile sulla base del linguaggio. Questo è quello che risulta quando hanno fatto paragone tra quello che abitanti di Qumran scrivevano in ebraico nel II, III secolo a.C. e l'ebraico nelle copie di Daniele è ancora più remoto. Quindi l'idea che alcuni pensavano che questo rotolo antico di Daniele, le copie, potesse essere del II secolo a.C. non esiste proprio, è ancora più remoto. Già questo dall'analisi dell'ebraico. L'altra cosa, le parti che sono scritte, e noi stasera vedremo la traduzione anche delle parti dall'aramaico, oltre ebraico, le parti che sono scritte in aramaico, questo è bello che affascina, sono identiche
all'aramaico dei papiri trovati fuori Qumran in Egitto, le isole elefantine, del V secolo a.C., che è un aramaico babilonese. E questa è la cosa molto importante, oltre alla datazione dei papiri di elefantina, dimostrano che questo aramaico veramente imperiale. E infatti, grazie a diverse scoperte e analisi dell'aramaico in diversi reperti, molti specialisti aramaico hanno detto, come qui anche si sottolinea, si dice, la vecchia evidenza linguistica riguardo una data tardiva per la redazione del libro di Daniele, delle copie deve essere messa da parte. E dice, ciò ha richiesto 40 anni di ricerche. Quindi già in base all'aramaico che è stato trovato copiato nella Tanakh dagli ebrei nel Medioevo, dai Masoreti, già si vede lì che è un aramaico antichissimo babilonese. Ecco, questa è la cosa molto molto importante. Perché uno potrebbe chiedersi, vorrei sottolineare questo punto qua, anche se molto tecnico e forse non tanto interessante come i contenuti descritti che riguardano le profezie che arrivano ai nostri giorni. Perché in questa maniera, visto che è stato scritto in aramaico, si ha una certezza che i contenuti che leggiamo stasera provengono veramente dalla fine del VII secolo a.C., perché sono in un aramaico imperiale babilonese, aramaico del VII secolo a.C. Quindi non c'è truffa, non è stato scritto nulla dopo, non è stato scritto nel II secolo a.C. Abitanti di Qumran copiavano questo rotolo nel II secolo a.C. Però quando si vede l'aramaico si dice, caspita, non è aramaico del II secolo, è un aramaico babilonese. Ecco, e quindi per questo motivo ho voluto sottolineare questo aspetto qui. Adesso un altro aspetto molto importante, qui ci sarebbe da fare una conferenza intera sulle scoperte archeologiche che archeologi e picconi di archeologi tedeschi che scavavano in Iraq, in Mesopotamia, potevano trovare nell'interno della antica Babilonia. Allora, numero uno, la cosa interessante, grazie alle scoperte archeologiche, ultimamente sono usciti alcuni dati affascinanti. Allora, vorrei dire una cosa. Il popolo ebraico, il mio popolo nell'arco degli secoli, praticamente, copiando la Tanakh e la copia di Daniele che si trova nella Tanakh fino ai nostri giorni moderni, dal Medioevo, dopo l'impero romano, copiava con precisione, come abitanti di Qumran, contenuti di Daniele in aramaico. Dentro le copie di Daniele vi sono descrizioni riguardo l'antica Babilonia che hanno fatto ridere e anche hanno istigato i critici a criticare, alzare la voce contro i dati che vi sono riportati nelle copie del rotolo di Daniele. Numero uno, nell'interno di questo rotolo e nelle copie di questo rotolo e nella Tanakh, gli ebrei copiando hanno conservato il ricordo che l'imperatore Nabucodonosor dell'antica Babilonia fu il costruttore. E la cosa interessante è questa qui. I storici greci non hanno mai scritto nulla che potesse testimoniare che l'imperatore Nabucodonosor fu il costruttore della Babilonia. Romani non scrissero nulla e non rimase nessuna testimonianza che Nabucodonosor, l'imperatore della Babilonia, e il costruttore, poteva essere considerato costruttore della Babilonia. Invece l'unico ricordo che si è conservato fino al Medioevo, fino a noi oggi, è nelle copie della Tanakh, in cui si dice che Nabucodonosor, imperatore e costruttore della Babilonia. E questo veniva considerato come un grosso errore storico. Quindi il contenuto delle copie di Daniele venivano considerate come racconti non attendibili, non reali dal punto di vista storico. Grazie alle scoperte archeologiche che archeologi tedeschi praticamente hanno rinvenuto, sono state trovate praticamente quello che il popolo ebraico copiava
Nabucodonosor, imperatore, costruttore della Babilonia, sono state trovate, vedete la punta del piccone? Sono state trovate tantissime tavolette di terracotta nell'interno dell'antica Babilonia, in cui vi sono iscrizioni da cui si dice con il nome di Nabucodonosor, imperatore della Babilonia, che è costruttore dell'antica Babilonia. L'altra cosa interessante è questa qui. Nelle antiche copie che il mio popolo ebraico copiava, quindi oltre abitanti di Qumran, oltre ebrei masoreti, nel Medioevo, dopo il crollo dell'impero romano, fino ai nostri giorni, a portare questi contenuti qui, come li vedete qui nella Tanakh, vi ricordo che l'ultimo imperatore dell'antica Babilonia è Baltasar, ed è descritto quando i persiani entrano a conquistare la Babilonia, l'ultimo impero è Baltasar. La cosa che sorprende è questa qui: non vi è nessuna testimonianza né da parte dei greci né da parte dei romani fino ai nostri giorni dell'esistenza dell'imperatore Baltasar come l'ultimo re, perché è conosciuto Nabonide. Invece, grazie ai ritrovamenti archeologici che sono stati fatti in Babilonia, hanno decifrato finalmente l'esistenza del re Baltasar, che è il re nell'interno della Babilonia, quando Nabonide era già impegnato nelle missioni militari fuori Babilonia, quindi reggente, re babilonese veramente Baltasar, e la sua esistenza confermata grazie alle scoperte archeologiche. Quindi i punti che erano considerati come punti deboli, per cui copie di Daniele venivano criticate, messe in dubbio, sono, grazie alle scoperte archeologiche, tornate a confermare non soltanto l'aramaico, che è antico imperiale, ma addirittura i dati storici descritti piccoli, che l'uniche sono le copie delle note di Daniele e la Tanakh Daniele, che ricorda questi dati che si sono persi, nessuno di storici ha ricordato. Quindi grazie alle scoperte archeologiche si è confermato questo. Infatti uno degli studiosi dice: e lo si è accusato di errore fino ai giorni in cui le iscrizioni cuneiforme hanno fatto conoscere questo nome, è rivelato nel 1924 che in effetti Belshazzar era stato nominato re di Babilonia da suo padre Nabonide. Ora voi vedete 1924, uno direbbe: ma i rotoli del Mar Morto sono stati trovati nel 1947, è vero, ma le copie di Daniele furono copiate dagli ebrei, come avete visto i testi prima, dagli ebrei masoreti, e quindi fino a oggi, grazie ai masoreti, questa informazione di Nabucodonosor, costruttore della Babilonia, questa informazione dell'ultimo re Baltasar, si è conservata fino a oggi. Anche nel 1924 criticavano questi dati qui, ma grazie alle scoperte archeologiche è uscito fuori. Grazie alle scoperte archeologiche, alle tavolette che hanno dimostrato, alcune leggeremo anche insieme, cosa Nabucodonosor ha scritto riguardo alla Babilonia, che veramente grazie alle scoperte archeologiche ha imbellito, ha costruito buona parte dei quartieri dell'antica Babilonia. Allora, questa città dove ebrei erano deportati, infatti le copie di Rote Daniele nascono nell'interno della Babilonia. Ebrei erano deportati in questa antica capitale praticamente dei babilonesi, che soggiogava il mondo allora conosciuto, e quindi per splendore, per la maestà, per l'architettura, per tutto quello che aveva, batteva in tutti i sensi la bellezza e la gloria delle altre città del mondo antico. Abitanti di Qumran erano molto attaccati ai contenuti delle copie di Daniele, e quello che dal 1996 cerchiamo e sto cercando di mettere in primo piano sono quei contenuti che sono stati non considerati dagli studiosi, da archeologi, da qumranisti, perché la parte dei rotoli speciali Tanakh è stata praticamente quasi ignorata, non presa in considerazione così ampiamente come altri rotoli di questi resti 900 rotoli. Ma grazie alle copie di Daniele
E grazie a questi contenuti che stasera vedremo insieme, di cui abitanti di Qumran erano attratti, li leggevano, li copiavano, li studiavano, aspettavano una svolta storica nei loro giorni. E questo aspetto dei manoscritti di Qumran, che è poco pubblicato, che è sconosciuto negli ultimi 60 anni, che dal 1996 sto cercando di mettere in primo piano, in modo da far vedere e far capire perché abitanti di Qumran nella loro epoca aspettavano il Messia, è quello che si vede nei loro rotoli, perché aspettavano la svolta della storia nei loro tempi. E questo è dovuto ai contenuti che stasera andremo nella traduzione a leggere. È stata trovata questa tavoletta di terracotta che racconta delle vittorie del Nabucodonosor, che ha conquistato Egitto e le altre parti, e non soltanto, anche il fatto che aveva deportato gli ebrei nella metropoli del mondo antico. Quindi Daniele si trova tra i deportati in Babilonia, e in questo contesto, alla fine del VII secolo, nasce il contenuto in aramaico del rotolo di Daniele, che poi viene dagli ebrei copiato perfino dagli abitanti di Qumran. E traduzione dal rotolo di Daniele, in base ai dati che abbiamo dei 8 resti delle copie Daniele di Qumran, in base ai dati delle copie Daniele del Masoretico, e anche in base a quello che era traduzione di Daniele in 70, perché abitanti di Qumran la 70 la possedevano. E come? Possiamo leggere questi contenuti che negli ultimi, ripeto, 60 anni non vi è stato un libro, una trasmissione televisiva che potesse accentuare questi aspetti di questi rotoli, che hanno inciso sull'andamento stile di vita degli abitanti di Qumran. Ecco perché in quell'epoca, in quella maniera attendevano certi avvenimenti. Traduzione: Nabucodonosor, re di Babilonia, marciò contro Gerusalemme e l'assediò. Continua il racconto di questo rotolo delle copie di Daniele, che abitanti di Qumran copiavano, i Masoreti, il popolo ebraico mio, copiava, fino ai nostri giorni. E leggiamo: nel secondo anno del suo regno Nabucodonosor, il re di Babilonia, ebbe dei sogni. A proposito, come detto la volta scorsa, oggi siamo nel secondo anno del presidente Obama, quindi possiamo dire nel secondo anno del presidente Obama ci siamo radunati a Dolo per le conferenze sui manoscritti di Qumran. Nel primo anno del George Bush Jr. le torri gemelle sono state abbattute. Quindi il primo anno del presidente George Bush è 2001. Ecco, grazie alle cronache antiche, i studiosi, esperti riescono a risalire a varie epoche. E secondo anno di Nabucodonosor siamo alla fine intorno a 605 avanti Cristo. I sogni, traduzione, che turbarono così profondamente il suo spirito da impedirgli di dormire. Traduzione: il re chiamò i savi di Babilonia e disse: ho fatto un sogno e il mio spirito è turbato, perché vorrei comprendere il suo significato. Traduzione: allora i savi risposero al re: o re, possa tu vivere per sempre, racconta il sogno ai tuoi servi e noi ne daremo l'interpretazione. Traduzione: il re replicò e disse ai Caldei: questa è la mia decisione, se voi non mi fate conoscere il sogno e la sua interpretazione, sarete fatti a pezzi e le vostre case saranno ridotte in tanti letamai. Siamo in Iraq, giusto per cambiare, no? Traduzione: i saggi risposero: esponga il re il sogno ai suoi servi e noi ne daremo l'interpretazione. Traduzione: il re replicò e disse: io mi accorgo che voi volete guadagnare tempo perché avete sentito la decisione che ho preso. Se dunque non mi fate conoscere il sogno, loro volevano solo l'interpretazione, no, il sogno, la vostra sorte sarà una sola. Traduzione: voi vi siete messi d'accordo per darmi delle risposte bugiarde e perverse, aspettando che cambino i tempi. Ditemi dunque il sogno e io saprò che siete in grado di darmene
l'interpretazione. I Caddei in traduzione risposero al re e dissero: non c'è uomo sulla terra che possa dire ciò che il re domanda. Così non c'è mai stato re, per grande e potente che fosse, che abbia domandato una cosa simile a un mago o incantatore o astrologo. Quello che il re chiede è difficile e non c'è nessuno che possa dirlo al re se non gli dei, la cui dimora non è fra i mortali. E il racconto delle coppie di Rotto e Daniele parlano che il sogno e l'interpretazione fu rivelato a Daniele in una visione notturna. Traduzione continua: Daniele si recò da Nabucodonosor per fargli conoscere il sogno segreto e la sua interpretazione disse: il segreto che il re domanda né saggi, né incantatori, né magi, né astrologi possono svelarlo. C'è un Elah, Dio, Elohim, nel cielo che rivela i segreti, ed egli ha fatto conoscere al re Nabucodonosor ciò che avverrà negli ultimi giorni. Vedete perché questa categoria era speciale dei rotoli antichi? Rotoli speciali che abitanti di Qumran ritenevano più importanti di tutti gli altri rotoli, perché la fonte delle informazioni in questi rotoli non è venuta dal pugno e dalla penna dei scribi di Qumran, ma da questa fonte qui. E quindi, come dice Giuseppe Flavio, erano dedicati a copiare, studiare con una cura senaria questi contenuti. Quindi scartare questi contenuti, non approfondire questi contenuti, non portare questi contenuti negli ultimi 60 anni, vuol dire privare l'opinione pubblica del succo del cuore dei contenuti dei rotoli del Mar Morto e non far capire veramente alla gente in profondità perché abitanti di Qumran vivevano in quella maniera e che cosa leggevano. I tuoi pensieri, o re, quando eri a letto, si riferivano a quello che deve avvenire, guardate qui, da ora in avanti. Quindi è molto precisa. Siamo 605 circa avanti Cristo, VII secolo. Colui che rivela i misteri ti ha fatto conoscere quello che avverrà, il futuro. Quindi è molto preciso il contenuto delle copie dei rotoli di Daniele, che dice, quindi misteri riguardo il futuro sono rivelati, quello che deve avvenire da ora in poi. Abbiamo la partenza, il contenuto, il futuro, e fino a quando? Quello che deve avvenire, quindi il futuro, fino e anche negli ultimi tempi. Ecco perché abitanti di Qumran aspettavano la fine dei giorni negli ultimi tempi. Ecco la descrizione e traduzione. Tu, o re, guardavi ed ecco una grande statua. Questa statua immensa è di uno splendore straordinario. Si ergeva davanti a te e il suo aspetto era terribile. La testa di questa statua era d'oro puro. Il suo petto e le sue braccia erano d'argento. Ventre e le sue cosce di bronzo, le sue gambe di ferro e i suoi piedi in parte di ferro e in parte d'argilla. Traduzione: mentre guardavi, una pietra si staccò, ma non spinta da una mano, e colpì i piedi di ferro e dell'argilla della statua e li frantumò. Quindi se dovessimo disegnare in maniera pittoresca, il contenuto è semplice: 4 metalli, una statua, la pietra che colpisce ai piedi e la frantuma. E la traduzione continua: il ferro, l'argilla, il bronzo, l'argento e l'oro si frantumarono e divennero come la pula sulle aie d'estate. Continua traduzione: il vento li portò via e non se ne trovò più traccia, ma la pietra che aveva colpito la statua diventò un gran monte che riempì tutta la terra. Questo, traduzione, è il sogno. Ora ne daremo l'interpretazione davanti ai re.
Vedete, qui ci sono le palette. Archeologi non possono entrare in questo campo, studiosi, nessuno, filosofi, perché l'interpretazione, il sogno vi è già dentro. Ebrei copiavano nei testi dei Masoreti, nella Tanakh, fino ai nostri giorni questi contenuti, quindi è già dentro precisamente spiegato. E sentite l'interpretazione oltre il sogno. Tu, o re, sei il re dei re, perché Elah, l'Elohim del cielo, ti ha dato il regno, la potenza, la forza e la gloria. La testa traduzione d'oro sei tu. Quindi la Babilonia, Nabucodonosor, dal 605 in avanti, ecco il futuro del mondo. Come andrà il futuro? Rappresentato dalla testa d'oro, l'impero babilonese. Infatti l'impero babilonese soggiogava tutto il mondo allora conosciuto, dal 605 fino al 539 a.C. La grandezza e lo splendore di questo impero è enorme, fu ricordato dai storici greci e dagli altri di quello che era la splendente Babilonia. E le copie dei rotoli di Daniele, comprese quelle che copiavano i Masoreti ebrei nella Tanakh, riportano queste parole di auto esaltazione di Nabucodonosor riguardo la Babilonia. Non è questa la grande Babilonia che traduzione io costruita con la forza della mia potenza e per la gloria della mia maestà? Praticamente le copie di Daniele, di abitanti di Qumran degli ebrei nei secoli fino ai nostri giorni, riportano queste espressioni e critici negavano e definivano errore storico dire che Nabucodonosor, imperatore e costruttore della Babilonia. Invece scavi archeologici hanno portato negli ultimi secoli, grazie a archeologi tedeschi nell'interno dell'antica Babilonia Iraq, che la Babilonia, hanno decifrato le tavolette con il nome di Nabucodonosor, veramente è stata costruita da Nabucodonosor. Sentite traduzione delle parole decifrate: niente mi è stato troppo prezioso per la mia cara Babilonia, per lo stupore degli uomini io ho costruito questa casa, io ho costruito questa casa. Lo si è accusato come un errore storico le copie di Rotoli Daniele, invece si capisce non in base all'aramaico, che veramente chi scriveva in quell'aramaico viveva nell'impero romano anticamente, ma anche conosceva i più piccoli dettagli veramente reali, perché le parole riportate rispecchiano quello che si è trovato, questa autoesaltazione per la costruzione della gloria di Babilonia. Sentite questo: così io ho reso inespugnabile, le parole di Nabucodonosor, imperatore, le sue difese, per questo il regno di Babilonia è un regno eterno. Quindi secondo imperatore Nabucodonosor il futuro del mondo sarebbe Babilonia in eterno. La storia del nostro pianeta, tutto il mondo da allora conosciuto fino ad oggi soggiogato dai babilonesi. Ma perché pensava così? Perché oltre che era splendente, era protetta a tal punto da essere inespugnabile. Infatti, grazie agli scavi archeologici si è capito che Babilonia aveva doppie cinte di mura, altissime, che ancora oggi, dopo tanti secoli, sono lì, larghe, che poteva concedere il passaggio dei 3-4 carri con i cavalli. E non solo, qualsiasi attacco avrebbe fallito. Qualsiasi assedio a questa metropoli del mondo antico, di questo grande impero che soggiogava il mondo allora conosciuto, avrebbe fallito perché nell'interno avevano praticamente i sistemi di irrigazione grazie al fiume Eufrate che passava all'interno della antica Babilonia, che quindi non potevano soffrire né mancanza di cibo né di acqua. Quindi qualsiasi assedio non avrebbe giovato nulla ai nemici. Quindi le difese di Babilonia erano considerate inespugnabili. Il futuro del mondo solo impero babilonese. Ma grazie alle copie dei rotoli di Daniele è rivelato così, traduzione: dopo di te sorgerà un altro regno. Il tuo regno è dato, sentite qui, il nome e cognome del secondo impero, ai Medi
e ai persiani. Quindi in anticipo rivelato il futuro dopo l'impero babilonese. E la cosa che sorprende, non soltanto nelle antiche copie di Daniele che gli abitanti di Qumran potevano leggere e vedere queste informazioni, la copia di Rotole di prima grotta di Isaia rapporta anche le informazioni identiche riguardo la distruzione dell'impero babilonese. Profezia su Babilonia, traduzione dall'ebraico, data in visione a Isaia: ecco io suscito contro di essi, sentite qui, i Medi. Così Babilonia, lo splendore, sarà distrutta e così via. E non solo, dice un'altra cosa, oltre che sarà talmente distrutta che non sarà abitata, ma dice oltre i Medi contro i babilonesi, 200 anni prima che re Ciro marciasse contro i babilonesi, traduzione dall'ebraico, Rotole prima grotta, sentite cosa descriveva: così dice Yod-He-Vav-He Elohim Adonai al suo unto a Ciro, che io ho preso per la destra per atterrare, traduzioni, davanti a lui le nazioni, per aprire davanti a lui le porte. E perché, sentite questo, perché le porte non rimangono chiuse. Sentite qui, perché tu riconosca che io sono Elohim, l'Eterno di Israele, che ti chiama per nome. Io ti ho chiamato per nome, ti ho dato un titolo onorifico anche se non mi conoscevi, per forza. Ciro non era ancora nato, passeranno quasi 200 anni. E per chi era la prima sera poteva vedere i dati che le copie di questo rotolo sono di un contenuto di qualcuno che viveva ai tempi di Sargon, 720 a.C. 200 anni fa scrivere che contro i babilonesi marceranno Medi con il re Ciro è affascinante. Questo qua che vedete è il colpo del piccone. Grazie al piccone si trovano le cose, talvolta si distruggono, ma nonostante questo danno qui si è decifrato questo cilindro, che qui è enorme ma in realtà la grandezza naturale è 25 cm, detto anche cilindro di Ciro. E questo cilindro rapporta la cronaca come i Medo-Persiani e Ciro prese la Babilonia senza colpo ferire. La Babilonia è caduta nelle mani, l'impero inespugnabile, senza colpo ferire. Si dice, grazie anche ai rotoli copie di Daniele, che le porte di Babilonia rimasero aperte a causa dei banchetti che c'erano. Re Ciro deviò il fiume Eufrate e abbassò il livello dell'acqua, entrarono così in mezzo alla Babilonia e la presero. E così questo cilindro racconta le parole di Ciro, soddisfatto della conquista. Traduzione: io sono Ciro, re del mondo, gran re, re di Babilonia, re di Sumer e di Akkad, re delle 4 estremità della terra. Voi immaginate, il mondo loro conosciuto era dominato da questi imperi. Prendere l'antica Babilonia, prendere praticamente la sede di quello che dominava il mondo loro conosciuto, e per questo si sentiva il re della terra. Infatti la storia ci dice che dal 539 fino al 333, ecco, l'antiche resti della Persepoli, fu dominato, allora il mondo loro conosciuto, dai Medo-Persiani. Ma Rotoli e le copie di Daniele e quello che è stato copiato al secolo fino ad oggi, che cosa hanno raccontato? Qual è l'altro andamento, il terzo impero che dopo quello di babilonese o Medo-Persiani sarebbe venuto? Grazie alle traduzioni possiamo leggere questo: poi un terzo regno che dominerà sulla terra, e il re è di Grecia. Il nome e cognome del primo impero, secondo è il terzo. E non solo, dice che dopo questo primo re che porterà Grecia alla conquista del dominio mondiale, dopo questo primo re, quando lui sparirà al suo posto, ne ci saranno 4 regni che sorgeranno da questa nazione, sempre dalla Grecia, ma non con la sua stessa potenza. Infatti
Medo-Persiani avevano ottimi rapporti col Macedone. E chi avrebbe mai pensato che le antiche profezie degli antichi rotoli di Daniele si sarebbero realizzati? Cioè che la nazione amica dei Medo-Persiani, Macedoni e Greci avrebbero colpito. Ma è proprio quello che è successo. All'età di 25 anni Alessandro Magno parte e durante 8 anni nelle sue conquiste con i suoi soldati percorsero a cavallo qualcosa come 20.000 chilometri. Nelle sue conquiste dell'Egitto e altri popoli si aprirono davanti a lui anche le porte della India e della Cina. Arrivavano praticamente a quello che si poteva in quei tempi, allora il mondo conosciuto, considerare tutto il mondo, la fine del mondo lì. E quindi cosa succede? Dopo le conquiste era Alessandro Magno nell'interno dell'Atene? No, era in Babilonia. Prendere la Babilonia, l'impero che per la gloria e splendore, per la ricchezza, perché gli storici greci raccontano che i babilonesi hanno saccheggiato il mondo a loro conosciuto a tal punto che molti oggetti all'interno dell'antica metropoli del mondo antico erano d'oro purissimo, fino, splendore, maestà della Babilonia tale che perfino Ciro, che quando prende Babilonia si sente conquistatore del mondo, gran re di Babilonia. E la stessa cosa non succede solo con Ciro, succede con Alessandro Magno. Splendore narrato dai storici greci riguardo splendore della Babilonia, anche all'epoca del IV secolo a.C. era enorme. E Alessandro Magno non riesce a staccarsi dalla Babilonia. Lui muore, giaceva morente nell'interno dei palazzi babilonesi. Lì si sentiva il dominatore del mondo antico allora conosciuto. E quando chiesero i suoi generali 4 a chi lascia il regno dei più forti. E infatti, come ha detto antico Rotolo, che il primo re di Grecia, che ci sarà questo terzo impero che dominerà il mondo greco, al posto del primo re ne sorgeranno 4 e la Grecia sarà divisa in 4, ma non avrà più la stessa potenza. Infatti, dopo le lunghe battaglie, dopo la morte di Alessandro Magno, l'impero greco viene alla fine sgretolato, diviso in 4 parti. È impressionante. Così si è realizzata la storia 331 fino a 168 a.C. E traduzione continua. Il quarto regno sarà forte come il ferro, perché il ferro fa a pezzi e strittola ogni cosa. Quel regno farà a pezzi e frantumerà tutti questi regni. Dal 168 a.C. un quarto impero, di cui non vi è nome, ma si dice che sarà quarto impero, dopo di lui non c'è il quinto impero. E si dice del suo carattere, ferro, forte come il ferro. Infatti i storici, quando raccontano del mondo soggiogato dai romani sulla scena mondiale del mondo allora conosciuto dal 168 fino avanti Cristo fino al 476, descrivono così, con queste parole, il carattere dei romani. Tutto dei romani era di ferro, il loro governo era di ferro, inflessibile, duro, schiacciante, spiettoso. Il loro coraggio era di ferro, crudele, sanguinario, indomabile. I loro soldati erano di ferro, ma il popolo più armato. Le loro corazze, i loro elmi, i loro lunghi scudi, i loro dardi, le loro corte e pesanti spade a 2 taglie, tutte le loro armi erano terribili. E infatti, quarto impero, e dice sarà diverso, divorerà, calpesterà gli altri regni. Infatti i storici dicono, le vittorie di Roma accentuano i problemi sociali nel mondo, la schiavitù nel mondo. E non solo, un'altra cosa descritta. Sentite qui? Come, traduzione, hai visto che i piedi e le dita erano in parte d'argilla di vasaio e in parte di ferro? Così quel regno sarà diviso. Quindi non c'è un metallo intero, un quinto impero. E guardate qui, hai visto piedi e le dita, regno diviso, piedi e le dita. Quante sono le dita dei piedi?
quel regno sarà diviso. Hai visto le dita dei piedi? E infatti nelle altre parti delle copie dell'Otto di Daniele che il popolo ebraico, anche i Masoreti, copiavano fino ad oggi, ci sono traduzioni così: mi parlò così riguardo il quarto regno che sarà diverso sulla terra, e che ci saranno 10 regni, che sono 10 re che sorgeranno da questo regno. Sarà diviso 10, sono 10 re che sorgeranno da questo regno. E infatti la storia ci dice, qui c'è un errore, è dopo Cristo, 476, prima del 476, prima del crollo del quarto impero, impero romano, calcolando dai babilonesi, le 10 tribù barbariche, esattamente 10, quelle che hanno causato il crollo dell'impero romano, non 9, 7 o 11 o 12, ma queste sono le 10 tribù che prima del crollo dell'impero romano hanno iniziato a insediare nell'interno dell'impero romano, prendere possesso, e alla fine, quando più che mai l'impero romano, la Roma dei Cesari, aspettava il futuro glorioso dopo aver fatto la Pax Romana, quindi con le tribù barbariche, si sente nel 476 d.C. Roma è caduta. E infatti guardate qui, e come le dita, traduzione dei piedi, erano in parte di ferro, in parte d'argilla, così quel regno diviso sarà in parte forte e in parte fragile. Delle 10 tribù barbariche che hanno causato divisione, il crollo dell'impero romano, alcuni popoli barbarici hanno creato governi forti come il ferro, alcuni fragili come argilla. E la cosa interessante è questa, è che a causa di queste tribù barbariche che si sono inserite all'interno dell'impero romano prima del crollo, di questi popoli barbarici, discendenti ci sono anche oggi, dai franchi, francesi, dai franchi, i popoli anglosassoni, sassoni, inglesi e così via, gli altri popoli alamani, i popoli germanici e così via. E cosa è successo? Alcuni erano fragili e col tempo sono spariti. Alcune tribù barbariche hanno continuato a esistere, e tra queste tribù barbariche, grazie alle combinazioni etnologiche, sono nate nuove nazioni e nuovi stati, tanti stati, più di 10. Ma attenzione, prima del crollo dell'impero romano erano 10 tribù barbariche che sono entrate a prendere piano per possesso, e alla fine c'è stato sgretolamento dell'impero romano. E sentite la traduzione, cosa continua dei antichi rotoli: come hai visto il ferro mescolato con la molle argilla, essi si mescoleranno per seme umano, ma non si uniranno l'uno all'altro, esattamente come il ferro non si amalgama con l'argilla. Essi si mescoleranno per seme umano. Ma seme umano sappiamo che cos'è? Viene durante un rapporto matrimoniale, ma avviene lì. E dice così: essi si mescoleranno per seme umano, ma non si uniranno. Ed è impressionante che la storia ci dimostra come i popoli barbarici, e grazie alle loro combinazioni etnologiche nate nuove nazioni, nuovi stati, in seguito hanno voluto, grazie ai matrimoni misti, alleanze, costruire un unico impero, mescolarsi. Infatti questi metodi, questa idea di mescolarsi, unificazione, di un impero, una moneta, una bandiera, qualcosa come che era l'impero romano. Questa è stata la loro idea, e per questo hanno implicato anche mescolarsi per seme umano. Infatti ci ha provato Carlo Magno, Carlo V, Luigi XIV, Giacomo d'Inghilterra. Vi ricordate Strasburghi e il loro motto: lascia combattere gli altri, tu felice Austria sposati. Mescolarsi per seme umano. E infatti
Ed è questo che è successo. Nessuno più di tutti quanti, neanche dopo Carlo Magno e altri, ci è riuscito ad andare così vicino a costruire il quinto impero, uguale a quello che era impero romano. Napoleone. Traduzione dalla lettera indicata al suo amico ministro della polizia, che dice così: quello che io voglio è una Corte Suprema Europea, la stessa moneta, le stesse leggi, misure e pesi per tutti. Nel 1804 si è incoronato per l'imperatore, aspirava il dominio del mondo. L'idea è stata questa, una moneta. Vi ricordate quando a qualcuno hanno chiesto in Giudea durante l'impero romano quale faccia vi sia sulla moneta? Cosa la gente ha risposto? Cesare. Questo impero. Da un punto, ovunque allora vi era il mondo conosciuto, è una moneta con la faccia del Cesare. Da un punto questo impero. Quando Cesare ordina che deve essere decretato il censimento, tutte le persone del mondo loro conosciuto devono seguire e obbedire al decreto ed essere censite. Le bandiere romane sventolavano dappertutto. Il mondo loro conosciuto era soggiogato ai romani. Questo impero, da un centro, si comanda e si governa e si controlla il mondo loro conosciuto. Questo era la Babilonia, questo era la Medo-Persia, questo era Grecia, questo era l'impero romano. Questo volevano i popoli barbarici. Questo voleva anche Napoleone e nessuno ci è riuscito, perfino ad andare così vicino come lui. Una moneta, una corte suprema, perfino durante le conquiste di Napoleone, durante l'Europa napoleonica, hanno ripreso le vie antiche dell'impero romano. E cosa è successo? Nessuno che vi andò così vicino fino alla battaglia di Waterloo. Il quinto impero, unificazione fallita perché durante questa battaglia dal cielo iniziò a piovere e i francesi persero questa battaglia. Non hanno potuto trasportare bene i cannoni da una parte all'altra, quindi tutto quello che sparavano su un fango non poteva avere quella presa come prima e sembrerebbe che uno dei generali comandanti ha capito male ordini e così non si è realizzato il quinto impero. Ma non soltanto Carlo V, Carlo Magno, Luigi XIV, Napoleone, tanti altri hanno voluto un ordine mondiale, un controllo del mondo. Anche Adolf Hitler. Vi ricordate le immagini dei documentari della luce dove fanno vedere che lui e Mussolini vanno a visitare il foro imperiale a Roma? L'idea era quella: una moneta, un ordine mondiale, un impero. E quando al suo architetto del Terzo Reich, quando era fatto il progetto della capitale del mondo, detta Germania, giusto per cambiare, quando il suo architetto aveva guardato il progetto, perché a Berlino già buttavano i palazzi per costruire capitale del mondo nuovo, la Germania, aveva corretto soltanto una cosa nel progetto: sotto l'Aquila vi fu la svastica sul palazzo principale della capitale futura del mondo, Germania. Ha chiesto di togliere la svastica e di mettere sotto l'Aquila il globo della terra, del pianeta, con la scritta di sotto: tutti i popoli e nazioni sottomesse alla Germania. Quindi l'idea è stata quella: impero mondiale, una moneta, una bandiera, come era Roma. Infatti si aspiravano molti, Alessandro Magno, Napoleone, a questi conquistatori. Cosa è successo? La cosa interessante: dal 1939 fino al 1942, ricordiamoci, per ben 3 anni sembrasse che veramente il mondo, il pianeta, potesse avere finalmente un nuovo impero, un nuovo imperatore,
un nuovo padrone, perché le conquiste con quale velocità andavano grazie al Terzo Reich e alle alleanze che avevano, in cui erano coinvolti anche i giapponesi, italiani e tanti altri popoli. Allora questa profezia praticamente dal mondo allora conosciuto, antico, babilonese, medo-persia, Grecia, romani, che si spostavano con i romani sul bacino del Mediterraneo e altre parti dell'Europa, si propaga attraverso i barbari a coinvolgere questa profezia quasi tutto il globo, perché durante la seconda guerra mondiale, in questa impresa di unificare, di avere un ordine mondiale, un impero, questo avvenimento si è propagato fino agli Stati Uniti, Giappone, Russia, tutti sono entrati nell'interno di questi conflitti. Questa profezia che parlava in anticipo aveva visto come sarebbe andato. Infatti 4 imperi, divisione, unificazione, e siamo arrivati praticamente dopo la seconda guerra mondiale. Ma dalla seconda guerra mondiale, diversi decenni fa, è iniziato più che mai nella storia un altro movimento, quello dell'unificazione e progetto di unificazione europea, che sarebbero i discendenti dei popoli delle tribù barbariche, diversi stati. Tutto era prefissato per 1992. Sentite, alla fine del 91, riguardo il progetto di unificazione europea, una bandiera, una moneta, come diceva anche Napoleone. Sentite qua, articolo giornalistico. Arriva l'Europa, che cosa cambierà sul serio nella nostra vita? Ormai non si torna più indietro, saremo tutti cittadini europei, tutto bene sotto lo scudo. E guardate questo articolo che rispecchia la realtà di questi anni. Sono anni che se ne parla in decine di convegni, interviste e proclami. È diventato un chiodo fisso per gli uomini politici, il punto dolente su cui battere per gli economisti. E finalmente è arrivato il mitico 1992. È l'anno dell'Europa, l'anno in cui dovremo davvero smetterla di pensare in termini nazionali e renderci conto che l'Italia è inserita a pieno titolo nella comunità economica europea. Il 9 dicembre, continua questo articolo, al vertice di Maastricht sono stati firmati gli ultimi 2 trattati, quello sull'unione economica e sull'unione politica, e ora ci siamo. Dovremo tutti sentirci parte di una grande trasformazione. Perché? Perché nel 1992, per la prima volta, dopo decenni di teorie e di temi scolastici sul tema l'importanza dell'Europa, la vita di tutti noi sarà influenzata dalla comunità che ha sede a Bruxelles. Diventeremo davvero, sentite qui, essi si mescoleranno, un'unica realtà. L'Italia con Germania, discendenti dei barbari, Francia, discendenti dei Franchi, Gran Bretagna, anglosassoni e così via, Belgio, Olanda, Lussemburgo, Danimarca, Grecia, Spagna e così via. E poi cosa succede? Dopo l'unificazione delle 2 Germanie iniziano i venti nell'interno dell'Europa. Inghilterra, Gran Bretagna sempre meno chiusa ai progetti di unificazione e perfino viene collegata con la Francia per sentirsi ancora più unita, ma scoppiano improvvisamente le idee nazionaliste, razziste e intolleranze. Qui i svedesi vanno a boicottare referendum dell'unificazione della comunità europea, e così il progetto nel 92 non si realizza. Essi si mescoleranno ma non si uniranno. Helmut Kohl, dopo 3-4 anni, verso 95-96, dirà, cancelliere tedesco: i nostri sforzi per l'unificazione sono enormi, ma non riusciamo a capire perché non giungiamo all'unificazione. E infatti, dopo, oltre che scoppiano le guerre e anziché unificazione si sgretolano diversi stati, alcuni descrivono artisticamente, come questo gruppo musicale, l'Europa come Zo Europa 93, e molti articoli giornalistici, Europa come questo, il sogno resta orfano, bye bye Europa. Sentite questo articolo qua, molto interessante. Pareva davvero che tutti la desiderassero questa moneta unica, figlia primogenita dell'Europa. Invece nessuno dei 12 ha mai smesso di prendere di nascosto la pillola contraccettiva, e l'ha usato. In più un doppio profilatico omaggio della Bundesbank, non è certo da manuale questa
questo paragone, ma vedete come si descrivono i tentativi: si mescoleranno ma non si uniranno. L'Europa unita a tutte storie e così via. Per diversi lati sembrava che il progetto di unificazione europea sia una cosa impossibile da finire come Torre di Babele. Ed è questo che è stato scritto negli antichi rotoli che gli abitanti di Qumran copiavano. Ed è questo che è stato rivelato nella notte a Nabucodonosor. Sentite qui, questo è il testo che è stato scritto dopo il fallimento del 92 del progetto unificazione, in cui i giornalisti scrivono così: a Maastricht in Olanda i leader dei paesi Comunità Economica Europea firmano l'ambizioso trattato che deve trasformare entro il 99, quindi non nel 99, entro il 99, quindi nel 95, 96, se no nel 98, ma alla fine nel 99 deve essere come trasformata, sentite qui, la comunità in una entità con una sola moneta, leggi uguali, un Parlamento sovrano. Se torniamo a diapositiva di prima della lettera di Napoleone, loro, senza sapere storicamente, questo giornale che ho conservato rispecchia la lettera di Napoleone e la storia dal crollo dell'impero romano fino a oggi. Una moneta, una bandiera, le leggi uguali, Parlamento sovrano, ma sentite adesso, più cauti i giornalisti dopo 92, ma intanto crescono dubbi e resistenze. Infatti, entro il 99 non fu unita né nel 97 né nel 98 né nel 99. Passa anche l'anno 2000, non viene unificata. Vi ricordate cosa succede nel 2002, il 28 febbraio? Abbiamo detto addio alla lira ed è entrato l'euro. Abbiamo perfino cambiato, nella tentazione di unificarci, la moneta, e nelle nostre tasche da quella data è entrato euro. Ma improvvisamente è successo qualcosa che è stato detto tanti secoli prima: si mescoleranno ma non si uniranno. Colpi di scena: il 28 dicembre 2002 i grandi leader del progetto unificazione si ritirano indietro. Gran Bretagna dice no, noi vogliamo tenere la sterlina. I svedesi vogliono ottenere la corona, norvegesi idem, Danimarca idem, per non parlare della mia Svizzera, in cui continua ancora franco svizzero e altri paesi e così via. Quindi cosa succede? Perfino dal punto di vista monetario, tutti quelli componenti che erano per il progetto di unificazione europea, che sono ritirati indietro, non ci siamo unificati neanche dal punto di vista monetario nel 2002. Oggi siamo nel 2010, ancora la sterlina, franco svizzero, i svedesi ancora la corona, Danimarca, Norvegia e così la corona e così via. Non si parla più che mai nella storia del progetto ambizioso che dobbiamo trasformarsi anche oggi nel 2010 in una comunità, una moneta, leggi uguali, un centro, unificazione. E infatti tempo fa, durante le elezioni parlamentari europei, guardate cosa c'era scritto: Stati Uniti d'Europa subito. Il testo: essi si mescoleranno. Stati Uniti d'Europa subito. Ma cosa diceva? Traduzione: ma non si uniranno. E sentite qui: per una patria europea contro l'Europa delle patrie. Perché quando uno torna in Italia si sente a casa, nella sua patria. Quando torna in Germania, tedesco, si sente nella sua casa. Qui proprio dice il contrario: Stati Uniti di unificarsi, ma nello stesso tempo dice quello che rispecchia antico rotolo: non si uniranno l'uno all'altro. Impressionante. Dall'impero babilonese, antichi rotoli che ebrei copiavano, abitanti di Qumran copiavano le copie di rotte Daniele, i masoreti, il mio popolo ebraico nel lungo della storia del Medioevo fino a oggi. Questi stessi contenuti e la storia che dai babilonesi, VII secolo a.C. fino ai nostri giorni, gli imperi che si sono susseguiti, la situazione di oggi che abbiamo si realizza con una precisione matematica.
E guardate qui cosa dice, cosa succederà ai tempi di questi re, ai nostri giorni, quando più che mai nella storia si parla del progetto unificazione, di mescolarsi insieme, di unificarsi. Più che mai nella storia non vi è un telegiornale, non vi è un giorno quando non si parla, e più volte, ogni giorno è diventato un chiodo fisso, più che mai nella storia. Allora, traduzione dai testi antichi, più di 26 secoli scritti in aramaico, al tempo di questi re che vogliono unificarsi più che mai nella storia, ai tempi dei piedi, che siamo anche noi oggi che vogliamo unificarsi, ai tempi di questi re Elah, questo Elohim Adonai, autore di queste informazioni, di questi rotoli speciali, Elah del cielo farà sorgere un regno che non sarà mai distrutto. Questo regno non sarà lasciato a un altro popolo, ma frantumerà, e qui c'è una descrizione inquietante dei rotoli, ma frantumerà e annienterà tutti quei regni e sussisterà in eterno. Quando? Ai tempi di questi re, di queste unificazioni. E traduzione dice così: esattamente come hai visto la pietra staccarsi dal monte. Ecco il significato, cosa significa la pietra staccata dal monte, che colpisce ai tempi dell'unificazione, che i tempi di unificazione sono i nostri. Cosa significa la pietra? Non una meteorite che arriva dall'universo e colpisce la nostra terra, no, sentite qua. Significa quell'intervento. Elah farà sorgere il regno, frantumerà tutti i regni e poi staccarsi dal monte non per mano d'uomo. Dall'universo ci sarà il suo intervento, e dice frantumare il ferro, il bronzo, l'argilla, l'argento e l'oro. Però farà sorgere, perché questa pietra, dopo il suo intervento, questo pianeta ritorna a essere suo impero. E dice: il grande Elohim, Elah, ha fatto conoscere, traduzione, al re ciò che deve avvenire d'ora in poi. Dal VI secolo, VII a.C. fino ai nostri giorni, la storia è andata così precisamente. Non abbiamo interpretato nulla. Abbiamo semplicemente visto i contenuti che sono già dentro, senza interpretare, e la scia della storia fino ai nostri giorni. E sentite in anticipo cosa è stato detto, scritto: il sogno è veritiero e la sua interpretazione è sicura. Non vi esistono le profezie di questo genere in nessun reperto archeologico che archeologi hanno trovato sotto il cielo sulla crosta del nostro pianeta. Non esistono le profezie di questo tipo. Vi sono solo nella Tanakh degli antichi ebrei, che anche abitanti di Qumran avevano. Quando ci sono cosiddetti libri profetici, di solito Nostradamus e gli altri o altre cose che non basterebbe tempo a citare, non sono vere e proprie profezie. Non si sa da dove partono, non si sa dove finiscono, non si sa cosa accade, quale luogo geografico. Le cose descritte vaghe, e 300 persone in 300 maniere interpretano ognuno come vuole, e tutti vedono diversamente. Ma qui è tutto preciso, conciso, chiaro, palese, e dice in anticipo la sua interpretazione sicura. E traduzione dice la reazione del Nabucodonosor, imperatore di Babilonia. Stiamo tornando indietro quasi di 26 secoli. Allora il re Nabucodonosor cadde sulla sua faccia e disse: in verità il vostro Dio è il Dio degli dei, il Signore dei re e il rivelatore dei segreti, poiché tu hai potuto rivelare questo segreto. Vedete, nei contenuti si dice una cosa che sembra apparentemente contraddittoria, che lo Stato che rappresenta la storia del mondo, del nostro pianeta, del VI secolo fino avanti Cristo fino a oggi, è immensa, grande, di uno splendore straordinario, però l'aspetto è terribile. Quando noi andiamo a vedere dalla Babilonia
le costruzioni, i giardini pensili dei babilonesi, le costruzioni dei greci. È un splendore, arte, cultura, è splendente, un splendore. Guardate ai tempi dei piedi, oggi, l'architettura, le conoscenze che abbiamo, le costruzioni, internet, tecnologia, è un splendore. Ma nello stesso tempo, la storia dell'impero babilonese fino ad oggi, in questi 26 secoli, ci racconta che è una storia terribile, di guerre e violenze. E infatti la scia dei imperi fino ad oggi si è realizzata in questa maniera. Nel rotolo della prima grotta, traduzione dall'ebraico, è scritto così: cercate nel rotolo, nel libro del Yod-He-Vav-He Elohim Adonai che ha rivelato delle cose, dice nel suo rotolo, e leggete, nessuna di essi mancherà, perché la sua bocca l'ha comandato. Anche se c'è libero arbitrio e noi non ci decidiamo il futuro e le nostre scelte, ha descritto il futuro in anticipo perché conosce, prenderà le redini alla fine e dice: sarà tutte le cose descritte nei rotoli così che persino un bambino potrebbe farne il conto. Traduzione dei rotoli dicono anche un'altra cosa interessante, che ci sarà un tempo, anche se per lui rotolo dice è una cosa insolita fare, strana, inaudita, di dover distruggere, porre fine, ma traduzione ebraico dice così, che dovrà porre fine al malvagità e iniquità e abbattere l'arroganza dei tiranni. Voi lo sapete che oggi il nostro mondo occidentale vive dall'aria furtiva del terzo mondo. In Svizzera, quando sono stato, si racconta, banche svizzere danno le statistiche, che meno di 200 persone, 185 o 158 individui, sono proprietari della metà del capitale del pianeta. Immaginate una gala cena così, arrivano 185 persone e dicono: signori, continuiamo ancora, iniziamo a raddoppiare? E vi sono le leggi che proteggono questa cosa qui. Si sa, sono dati di fatto che nel mondo vi sono le folle oceaniche dei poveri sfruttati che non hanno malattia, né diritto, né riposo, né nulla, bambini che vengono a lavorare tutti quanti, le folle oceaniche dove le paghe di fame procurano colossali fortune a pochi individui e le leggi che questo proteggono. Ebbene, queste cose ai tempi di Sargon, VII secolo a.C., davano fastidio a Elohim Adonai, e dice che come in quei tempi anche nel futuro dovrà interromperle. Si sa, secondo i dati, che 80% del fatturato dell'Occidente proviene dalla vendita delle armi, dalla produzione e dalla vendita delle armi. Tutto il 20% sono le cose normali. Guai a quelli che aggiungono casa a casa, la voce disse, che uniscono campo a campo finché non vi sia spazio e così rimanete soli ad abitate in mezzo al paese. L'Eterno degli eserciti ha giurato: in verità molte case diventeranno una desolazione, grandi e belle case rimarranno senza abitanti. Guai a quelli che promulgano decreti iniqui per negare giustizia ai miseri, per spogliare del dritto i poveri del mio popolo, e sentite questa traduzione dall'ebraico, per far così delle vedove la loro preda e degli orfani il loro bottino. Che farete nel giorno del castigo e della distruzione che verrà da lontano? Da chi fuggirete in cerca di aiuto e a chi lascerete la vostra ricchezza? Dice, ci sono molti testi in cui racconta, la voce dice sul futuro, ma dice anche un'altra cosa molto bella. Prima di questi avvenimenti che devono accadere, descritti nella prima grotta, nelle antiche copie di Daniele, dice così: chiunque prima di questi avvenimenti, la sua voce disse, venite quindi discutiamo assieme, dice Elohim Adonai, anche se i vostri peccati fossero come scarlatto, diventeranno bianchi come neve. Anche se fossero rossi come porpora, diventeranno come lana. Traduzione:
io, proprio io, sono colui che per amore di me stesso cancello le tue trasgressioni e non ricorderò più i tuoi peccati. E dice così: nonostante che ci sono le porzioni delle descrizioni inquiete sul futuro, che brevemente succederanno prima del cambio del mondo e dell'impero che lui farà sorgere su tutto il pianeta, dice così: nel tornare a me e nel riposare in me sarete salvati, nella calma e nella fiducia sarà la vostra forza. In mezzo a tutto quello descritto, che brevemente succederà secondo i rotoli, anche se inquietante, ci sarà la gente che avrà fiducia, lo invocherà prima, si riposerà nella sua presenza, mediterà le cose che ha detto e così sarà salvati, e nella calma e nella fiducia avrà la forza. Interessante che, qui un altro testo del rotolo prima grotta, poiché io, Adonai, il tuo Elohim, ti prendo per la mano destra e ti dico: non temere, io ti aiuto. È interessante vedere che il rotolo della prima grotta finisce come Daniele, le cose inquietanti, ma subito dopo, brevemente, le cose descritte inquietanti, un futuro glorioso, come la pietra, intervento suo, che farà di questo pianeta il suo impero, che sarà per sempre. La nota della prima grotta dice così, traduzione: ecco, io creo nuovi cieli e nuova terra, e le cose di prima non si ricorderanno più e non verranno più in mente. Ma voi gioite e esultate per sempre in ciò che creo. Mi rallegrerò e gioirò del mio popolo. In essa non si udrà più alcuna voce di pianto né voce di grida. Questo intervento, sì, fa frantumare, ma nello stesso tempo, come i rotoli antichi copie di Qumran che abitanti di Qumran copiavano, portano intervento. Qui c'è brevemente distruzione e creazione e sopravvivenza di tutti quelli che si confidano in lui. Vedete questi contenuti, questa esposizione che avete stasera sentito, che dal 1996 viene così esposta perché fa parte dei rotoli antichi di Qumran, che abitanti di Qumran leggevano, credevano, copiavano e aspettavano, non sono stati mai pubblicati negli ultimi 60 anni nell'interno della letteratura di Qumran o da qumranisti o professori studiosi. Non so perché c'è una specie di tabù. In questi 16 anni controcorrente, 14 anni controcorrente, si sta cercando e sto cercando di prendere, spostare il focus su questi contenuti. Grazie a questi contenuti si capisce. Avete visto il quarto impero, gambe di ferro romani? Abitanti di Qumran, vedendo che la statua era già finita, pensavano che questi Chiti, questi romani, entrassero in lotta con figli della luce, quelli di Qumran e gli altri che erano dalla parte di Elohim, e che ci sarebbe stato l'intervento di Elohim a frantumare tutti quei regni e sorgere l'altro impero, suo regno in tutta la terra dove ci sarà giustizia in futuro. Quindi loro nell'impero romano, e questo si vede dagli altri rotoli del resto di 900 rotoli dove abitanti di Qumran descrivevano, interpretavano, volevano aspettare questo momento in cui avrebbero fatto parte di questo grande conflitto della battaglia, l'ultima battaglia, e la fine del mondo, la fine dei tempi, arrivo del Messia e l'intervento di Elohim Adonai Yah. Si sono scordati forse i piedi che dal crollo dell'impero romano dal V secolo ci hanno portati fino ad oggi, e oggi negli ultimi 20-30 anni più che mai nella storia si sta realizzando, essi si mescoleranno ogni telegiornata, guardate caso, ogni anno progetti, essi si mescolano più che mai nella storia, ed è stato detto che in questi tempi ci sarà l'intervento, che sono anche i nostri. Quindi impressionante che questi contenuti antichi coinvolgevano ed erano interessanti per abitanti di Qumran, per gli ebrei, ma interessante che riguardano il nostro tempo. Impressionante, descrivono il nostro tempo, noi, quello che noi stiamo facendo oggi. E qui non ci sono le truffe,
I documenti sono stati esaminati, l'inchiostro, l'analisi chimica ha dimostrato che l'inchiostro antichissimo, nessuno ha scritto copiato dopo, quando i fatti sono avvenuti. L'aramaico è antichissimo in quello babilonese. Le prove di cui parla Daniele, praticamente, Nabucodonosor, costruttore, tutti i dettagli che archeologi hanno trovato, che erano negati, considerati grossolani errori storici, sono tutti veri, in armonia con quello che gli archeologi hanno scoperto in Babilonia antica. Quindi siamo di fronte ai veri, scritti, precisi, reali, autentici. Grazie per la vostra attenzione. Le persone, le generazioni sono prossime a questi avvenimenti. Un'altra cosa importante, oltre se ci sono domande, io scenderò poi anche a salutarvi tutti quanti, consegnateci le vostre espressioni su commenti che ci sono sui fogli, potete consegnarli dietro, e vi è una sorpresa. Dietro, quando uscite, se volete avere i DVD, Rieccoci cari amici, siamo arrivati all'ultima mezz'ora della nostra intensa mattinata e adesso abbiamo in studio un nuovo amico, torna a trovarci David Adamovic, esperto dei rotoli del Mar Morto. Bentornato! Grazie. David, tu sei un po' il nostro Indiana Jones, dico io, vero? Perché vai alla scoperta di scoop anche archeologici, perché oggi di questo ci parli, è vero? Senti sotto la musica? Ti hanno messo la musica? No, infatti ormai sento come di Indiana Jones. Non hai il tuo cappello però oggi, non l'hai portato. L'abbiamo lasciato è poi. Fuori, va bene, tu per me sei comunque l'Indiana Jones di noi altri. Allora, a parte il clima simpatico, tu sei uno studioso preparatissimo, devo dire riconosciuto come uno dei massimi esperti di questi affascinanti rotoli del Mar Morto che sono stati trovati a Qumran ormai molti anni fa. Poi mi ricordi brevemente tu la storia, no? Sono importanti non solo per Qumran ma anche per tutta l'attualità europea. È questo che vogliamo sottolineare oggi, come il passato, lo sappiamo, incide profondamente anche nell'attualità. Perché? Che cosa è stato scoperto di recente? Qual è lo scoop archeologico? Sì, è molto interessante, come vedete qui in questo villaggio dove praticamente c'era questo gruppo degli ebrei che copiava questi manoscritti. Gli Esseni erano, no? Esatto. E voi calcolate, per esempio, ecco, questa è la grotta numero 4. Quella è Qumran? Sì, quello poco fa abbiamo visto il sito. lo stabilimento del Qumran, dove si svolgeva la vita comunitaria, e nella grotta numero 4 praticamente tra 900 rotoli trovati, in realtà una ventina di rotoli era più importante per loro, che poi loro venivano copiati questi rotoli in centinaia di copie. Ecco qua la grotta 4, numero 4, con una parte del rotolo che appartiene alla comunità, in cui sono riportate queste parole qua, profetiche. Vedete? Sì, sembra una profezia. Nel secondo rigo praticamente loro scrivono così: Ketuv v'sefer Daniel Hanevim, come sta scritto nel rotolo di Daniele il profeta. Ora, cosa interessante... Cioè tu leggi correntemente... Sì, leggo e scrivo. Voi calcolate, cosa interessante è questa cosa qui, che di tutti questi rotoli, questa piccola categoria dei rotoli, diciamo, che è stata trascurata purtroppo negli ultimi 60 anni, ma indicata come la più importante nei rotoli degli abitanti di Qumran, si vede perché erano dediti a loro, questo scritto qua è il più importante, più ricercato, e questo scritto, ecco il scoop archeologico che ci porta alla nostra attualità. Sì, all'Europa. Esatto, allora nell'antico scritto, che poi è stato trasmesso dalla tradizione anche ebraica di Daniele fino ai nostri tempi, solo che l'ultima copia risaliva al X secolo d.C., e veniva praticamente contestata come un falso, non veritiera autentica, come una copia scritta in base agli eventi già accaduti. Sì, apocrifa. Esatto, si dice, allora giusto, cosa è successo? È successo che grazie ai ritrovamenti dei rotoli è uscita fuori questa certezza che finalmente abbiamo la possibilità, grazie ai scavi archeologici, grazie ai reperti archeologici e i resti dei rotoli delle copie di Daniele, di vedere che veramente 27 secoli fa la storia è stata raccontata in anticipo.
e non è un rotolo di cui gli abitanti di Qumran sono autori, ma sono semplicemente copiatori studiosi. Ecco, loro leggono e nei loro scritti scrivono che erano molto presi, perché hanno già riconosciuto che tre imperi, dall'impero babilonese descritto in questo rotolo, perché viene composto nell'impero babilonese che, ricordiamoci, rispetto a Roma, torniamo indietro di 3 imperi che dominavano il mondo loro conosciuto: Babilonia, dopo Babilonia Medo-Persia, Grecia, Alessandro Magno, dopo Grecia praticamente si divide in 4, c'è l'impero romano. Roma, esatto, ripassiamo un po' di storia antica. Esatto, cosa succede? Fantastica cosa è che questo rotolo non si ferma con l'impero romano, racconta gli avvenimenti che sarebbero susseguiti arrivando praticamente, descrivendo in anticipo. Voi immaginate, ecco, trovo la diapositiva, praticamente questo rotolo Daniele, si sta parlando delle rivelazioni che riguardano il futuro da ora in poi, descritto qui nella Babilonia fino agli ultimi tempi. E un'altra diapositiva, a parte che ha raccontato in anticipo che dopo impero babilonese sarebbe susseguito, come vedete quest'altra diapositiva prossima, dopo impero babilonese la storia andrebbe andata praticamente nelle mani, il mondo allora conosciuto, dei Medo-Persiani. Rotolo della prima grotta che vedete qui nel museo di Gerusalemme, praticamente indicato, ed è stato composto questo contenuto nell'8° secolo a.C., anche se copiato dagli Esseni nel II secolo a.C. Sei un'enciclopedia, caro David. Questo rotolo raccontava in anticipo che i Medo-Persiani, perfino Ciro, sarebbe il nome in anticipo di Ciro, 200 anni prima di Ciro, che sarebbe conquistato babilonese. Che fine fa questo rotolo? Racconta che dopo la Grecia in anticipo... No, ma aspetta, ti fermo un attimo, perché prima avevi iniziato un pezzo di frase e volevo finire quella. Dici che questi preziosissimi rotoli hanno rivelato in futuro, hanno rivelato il futuro in anticipo, descrivendo la nostra attualità per quanto riguarda il progetto dell'unificazione europea. Esatto. Allora, questo è il super scoop, cioè che loro già nel passato avevano visto quello che a fatica, devo dire, stiamo cercando di realizzare oggi, questa Unione Europea che è un pochino forzata se vogliamo, però l'avevano già predetta e prevista. Esatto, voi calcolate... Vedi, questo non è mica una cosa da poco. Grazie a tramandazione di questi rotoli, copie di Daniele, si sta parlando che dopo il quarto, dopo Grecia, che sarebbe divisa in 4 parti, fu detto che il quarto impero, cioè quello che ha seguito la Grecia, per cui si dice sarebbe stato crudelmente forte, diverso da altri regni, si sarebbe diviso, non sarebbe susseguito in un quinto impero che avrebbe dominato il mondo. Infatti si è smembrato il regno certo della Grecia. Esatto, e dopo praticamente quello, quarto regno, impero romano, fu predetto che si sarebbe diviso in 10 parti. Infatti, a causa delle 10 tribù barbariche, Roma fu divisa. E parlando adesso delle tribù barbariche, nelle copie antiche di questi rotoli, del testo di rotoli Daniele, nei scritti di Daniele si sta parlando che questi popoli discendenti dei barbari si sarebbero dati a un progetto di unificazione dopo la divisione impero romano. E quindi noi siamo gli europei, diciamo. Esatto, perché andando a vedere i discendenti di questi regni barbarici, che sono popoli praticamente europei, diceva che nella storia, praticamente sarebbe andata così. Il testo dice: essi si mescoleranno, quindi i popoli barbarici, i regni barbarici europei, essi si mescoleranno perfino per seme umano con le alleanze matrimoniali che il Medioevo hanno fatto, molti regni barbarici, ma non si uniranno esattamente l'uno all'altro come il ferro non si amalgama con l'argilla. Ma è proprio la descrizione dell'Europa di oggi. Esatto, e l'altra diapositiva, se noi andiamo a vedere praticamente Carlo V, Carlo Magno, Luigi XIV. Vediamo il brano che hai letto adesso, vedi, si mescoleranno per seme umano ma non si uniranno. Quindi le alleanze matrimoniali, questa tendenza di unire popoli europei dopo dinastie, famiglie, esatto, c'è andata praticamente il regno dei Strasburghi e il loro motto degli austriaci era: lascia combattere gli altri, tu felice Austria sposati. Quindi alleanze per seme umano, per matrimoni. Quindi questo è una filosofia che gli ha portato fortuna nel tempo. Ecco, e non solo, tanti di loro, quindi dal crollo dell'impero romano fino a oggi, come questa diapositiva possiamo vederla, fanno vedere che questi tentativi di unificare di nuovo un mondo in una moneta unica,
politicamente questi popoli europei Sì. uniti politicamente ma anche dal punto di vista economico Tramite l'euro. sono falliti, molti ci hanno provato, Carlo V, Carlo Magno, Luigi XIV, Napoleone Hitler, e così via. poi ho visto anche. Esatto, e quindi voi calcolate oggi praticamente siamo davanti a questa realtà, ecco qui la diapositiva, Palazzo, il Parlamento europeo. Vedi, se è quello di... Io sono stata a Strasburgo, mi sembra. Allora, sede di cosa Strasburgo. succede? Infatti le bandiere qui davanti, l'altra diapositiva, Bruxelles, quello. tutti i popoli, essi si mescoleranno ma non si uniranno. Infatti oggi vediamo proprio questo progetto, l'altra diapositiva praticamente, questo progetto di unire tutte le bandiere, tutti i popoli in una moneta unica. È un po' forzato e politicamente. forzoso. Voi calcolate, per 92 fu fissato e fu detto, finalmente ormai non si torna più indietro, saremo tutti cittadini europei, di sicuro avverrà unificazione dopo che sono stati firmati 2 trattati sull'unione politica non solo monetaria, ma anche culturale. Esatto. E invece allora, non è cosa è andata successo? così. È fallito nel 92. Poi hanno detto facciamo unificazione europea, politica economica, una moneta entro il 99. È fallita nel 99. Nel 2009 ci hanno fatto cambiare l'euro, ma molti praticamente paesi leader del progetto di unificazione si sono tirati indietro. Sì, e vediamo che anche oggi le polemiche mantengono ancora ci la sono. loro moneta. Quindi è impressionante che questa descrizione degli antichi rotoli in anni ben precedenti a Cristo sta dicendo una cosa bella, è questa, che ai tempi più che mai nella storia, siamo dal 91-92 fino ad oggi, sono 21 anni che più che mai nella storia un telegiornale parla di unificazione europea. Sì, lo leggiamo tutti i giorni, pure ci stiamo rendendo conto che praticamente essi si mescoleranno, si realizza, perché tutti gli sforzi sono per mescolarsi per progetto unificazione, ma la parte seconda, ma non si uniranno uno all'altro, è esattamente anche quella realtà dal 92 fino ad oggi, è proprio ci sono così. Ancora difficoltà enormi nel riuscire a creare questa unione. E questo è interessante perché tutte le prove archeologiche fanno vedere che questi rotoli, questi contenuti sono stati scritti prima e quindi anche se c'è molta crisi, disperazione, non si sa in che direzione si va, in questi rotoli antichi che gli abitanti di Qumran leggevano erano assorti perché dicevano questi rotoli degli antichi che erano copiati, tra cui anche il rotolo del profeta Daniele, contenevano profondi misteri, conoscenze segrete praticamente, erano quelle praticamente. Questa è la domanda che ti volevo porre, cioè sono affascinata, estremamente affascinata da questa notizia archeologica, culturale, ma come facevano questi Esseni, che è appunto una tribù ebrea, una setta ebraica, giusto? Come facevano ad essere depositari di questo sapere? Cioè avevano un modo per guardare, per prevedere il futuro, come si diceva, degli antichi vaticinatori, sai, questi uomini che avevano un modo, leggendo, non so, anche il volo degli uccelli, piuttosto che, cioè sono cose a cui dobbiamo ancora credere, in cui c'è un fondamento anche storico? Quali sono? Diciamo francamente che loro erano attratti da questi scritti degli antichi perché già si rendevano conto nella loro epoca e ai tempi dell'impero romano che le profezie di Daniele dei rotoli antichi si stanno avverando. Vedevano questi imperi, cioè la Grecia divisa in 4 era caduto, Medo-Persia, il Ciro che è stato scritto è caduto, Roma lo stesso, un impero duro rispetto agli altri imperi, quindi vedevano la realtà, aspettavano il cambiamento del mondo nei loro tempi. L'unica cosa, non erano loro bravi nel predire il futuro, perché provavano, gli Esseni cercavano di imparare, anche Giuseppe Flavio dice, cercavano di indovinare il futuro, cercando di imparare da questi rotoli scritti degli antichi speciali, no? E c'è un rotolo che è il rotolo della guerra, in cui loro vedono il cambiamento del mondo e la vittoria del Stato di Israele che non accade dopo 7 battaglie in cui sarebbero vinti i figli della luce, ma il mondo non va come loro predicono, si aspettano in base alle loro sensazioni del futuro. Mentre i rotoli antichi, questa è la categoria di scritti degli antichi, dopo il crollo dell'impero romano fino ad oggi, dopo 27 secoli fa, tutto. Ecco, quindi praticamente è bello che oggi la gente si chiede che fine faremo? C'è la luce in fondo al tunnel? Ma c'è anche una predizione su questo futuro, che fine faremo? Ecco, non so se lo voglio sapere. La luce in fondo al tunnel, la luce al fondo al tunnel c'è in questi rotoli antichi, in particolare. Cioè ci fanno sperare. Esatto, e quindi non è la luce del treno regionale o Freccia Rossa in fondo al tunnel che ci arriva. Che ci viene addosso, no? Questo l'hanno detto sulle battute di Monti, no? Di Mario Monti. Infatti, ti vedo aggiornatissimo anche invece la luce c'è e devo dire che avrà un impatto, diciamo, la spada a doppio taglio.
Ovvero? E il testo in questo rotolo racconta, e anche il rotolo prima grotta dice così, dice: guardate bene le cose altre descritte, come sono rivelate con precisione matematica, Sì. i varie città, antichi luoghi, che oggi nel terzo millennio li troviamo come sotto la bacheca nel rotolo della prima grotta di Gerusalemme. Cioè alcune cose non cambiano mai. E quindi si realizzano con precisione matematica, e anche se la descrizione in questo rotolo, che pare molto bella per essere vera, è molto positiva, perché si sta parlando, secondo questi rotoli sto dicendo, Sì. in questi scritti antichi, che in questo nostro tempo sarebbe descritto come il tempo più solenne e importante, qui ci sarà grande svolta storica, secondo questi rotoli, l'intervento dell'universo, di questo essere supremo, Elah, Elohim Adonai, che deve lui far sorgere il suo regno, eliminando regni, e qui è un po' inquietante, ingiusti, terreni, umani. Beh, sarebbe bello comunque che questo grande signore, che ovviamente per noi è Dio, riuscisse ad eliminare i regni dei cattivi. Salvaguardando, esatto, tutti quelli che sono sinceri e si appellano a lui e chiedono, cioè, così e desiderano. giustizia sarebbe fatta, visto che la giustizia terrena Infatti nel rotolo prima scarsa. grotta dice proprio questo: rivelate futuro in anticipo, come nel rotolo prima grotta, quello nella bacheca di Gerusalemme, rivelato con precisione. E dice che l'unica fine che sarà posta, la fine alla malvagità, al male, cioè questa è la fine che è stata descritta. Quindi viviamo, secondo questi rotoli, in un momento molto molto importante. Però so brutto, che David. è difficilissimo, è vero. Questo momento. Infatti, ogni giorno notizie rotolo della prima grotta orribili. dice, rotolo prima grotta esposto nella bacheca di Gerusalemme, dice così: per lungo tempo sono stato in silenzio taciuto, ma adesso arriva il tempo in cui deve rivelare potentemente il suo intervento. Infatti quello che anche rotolo, non solo le copie dei rotoli della prima grotta di Qumran, ma anche questo qua di Daniele, racconta di questo intervento non per mano d'uomo, ma intervento suo, praticamente secondo questi rotoli antichi, dall'universo, in cui lui deve cambiare la sorte del mondo e così via. Caro David, è una cosa impressionante, è arrivato un messaggio molto particolare, lo leggiamo, lo commentiamo anzi dopo la rubrica del Becker, una nostra rubrica di cucina. È un messaggio non autografo, non si firma, che dice che la profezia di Daniele è un falso. Ovviamente ti farà rabbrividire questo messaggio, è un falso manipolato ad uso e consumo di storici in base alla convenienza. Allora, a te la parola e il diritto di replica. Intanto ci guardiamo i consigli di cucina. A proposito di rotoli, ha scritto la regia, ci sono gli involtini con i peperoni nella rubrica di Fabrizio Nonis. Andiamo a vedere cosa ci dice il nostro Beccare e poi torniamo con David Adamovic. Vi aspetto. Grazie. Contenga! Puntata all'insegna della tipicità e nobiltà quest'oggi. Ben ritrovati nella cucina del Becker, cari telespettatori, perché quest'oggi parleremo di Sua Maestà il filetto, ma soprattutto il filetto di maiale. Infatti la ricetta sarà un filetto di maiale ripieno con salsiccia e peperoni saltati o grigliati. Ma analizziamo innanzitutto il filetto. Sappiamo che generalmente questo è sicuramente il taglio più nobile in tutti gli animali. Perché? Perché si trova nella parte centrale del lombo della schiena, quindi è in assoluto il muscolo che meno si muove. Però, a differenza del filetto di vitello e di vitellone, il filetto di maiale costa pochissimo. Quindi spesso consiglio di usare questo taglio, perché in effetti comunque le proprietà e le caratteristiche organolettiche sono straordinarie e soprattutto ci fa risparmiare anche dei soldini. Però detto questo, passiamo alla ricetta. Come dicevo, una ricetta facile e anche molto, diciamo, veloce da fare. Quindi abbiamo il filetto di maiale, della salsiccia sottile classica, dei peperoni grigliati o passati al forno, un po' di rosmarino, un po' di scalogno, del sale grosso, spago e un po' d'olio d'oliva, per ovviamente cucinare tutto. Passiamo alla ricetta. Prima cosa da fare in assoluto, andare a incidere il filetto. Guardate, da questa parte, quindi se osservate dove c'è l'attaccatura proprio della parte lombale degli ossi del lombo, si va a incidere in questo modo con un coltello abbastanza affilato e sottile, longitudinalmente il filetto, in maniera da poterlo aprire per bene senza però
senza però bucarlo. Guardate, vedete che è rimasto intero. Questa è la parte esterna, quindi con un po' di cartilagine, un po' di grasso che poi ci torna utile in cottura. Una volta fatto questo, andiamo a prendere la misura della salsiccia, togliamo dalla salsiccia sottile il budello, in questo modo incidiamo leggermente, la togliamo, vedete? Successivamente usiamo del sale grosso. Perché il sale grosso? Perché il sale grosso tende nelle cotture come quella che faremo qui, tende a non essere troppo invasivo, quindi questo torna utile poi per dare il giusto equilibrio, fa il gusto della salsiccia e il sale e soprattutto questi, guardate, i peperoni grigliati. Li adagiamo al centro, magari cambiando colore, non ci resta che mettere la salsiccia. Una volta fatto questa operazione andiamo a chiudere il filetto. Cerchiamo di stringere, magari la salsiccia può tendere a uscire un po', però poi la faremo rientrare. Non ci resta a questo punto che passare una delle fasi, diciamo, che può risultare più difficile o più arzigogolata, quella della legatura. Ecco qui, io vi insegno il mio classico modo di legare il filetto. Si inizia sempre dal centro, la classica doppia asola, si stringe, si ruota e si va a chiudere con il doppio nodo. In questo modo state certi che nessuno riuscirà ad aprire questa legatura che vi risulterà molto molto efficace in cottura. Una volta ultimata la legatura non ci resta che adesso tagliare il filetto e passare alla cottura. Allora andiamo a verificare all'interno, tagliamo il centro. Ecco qui il risultato. Tagliamo un 3 fettine. Una volta tagliate le nostre fettine, a noi non resta che scaldare bene la padella con un po' d'olio, un po' di scalogno e un rametto di rosmarino e quindi iniziare la cottura a temperatura alta del nostro filetto, peperoni e salsiccia per circa un 10 minuti. Una volta ultimata la cottura dei nostri filetti non ci resta che fare la mise in place, ricordandovi però che a metà cottura vi consiglio di aggiungere un po' di vino bianco per dare un po' di tonalità proprio alla ricetta. Ho preparato dei peperoni che c'erano avanzati tagliati a listarelle incrociandoli, quindi non ci resta che adagiare i filetti sopra, prendere del rosmarino, un po' di sale grosso, un po' d'olio ed ecco qua, il piatto è finito e come sempre ricordatevi che chiunque può essere bravo in cucina purché ci metta passione. Parola di Becker. Fiato, rieccomi, ero corsa in regia a verificare, telefonate, se dovevamo ancora richiamare qualcuno. Purtroppo qualcuno è stato fuori anche oggi, non ce l'abbiamo fatta. Mando un bacio a Lucia, mando un bacio a Germano, che era anche un nuovo amico, vediamo di risentirlo nei prossimi giorni. Qua miracoli ancora non riusciamo a farne, però abbiamo un grande cuore e cercheremo comunque di impegnarci al massimo. Allora, caro David, ci hai dato uno scoop veramente suggestivo, oggi affascinante, questi rotoli del Mar Morto che predicono e hanno veramente descritto la realtà di oggi sull'Unione Europea e non solo, anche poi c'è un'altra profezia che riguarda, speriamo, l'uscita dal tunnel, dicevi, questa profezia appunto di Daniele. Era arrivato però un messaggio appunto prima
prima del Becker, sul fatto che questa profezia di Daniele è un falso che viene usato dagli storici a uso e consumo. Magari vediamo se riusciamo a rimandarlo in onda. Non è firmato, però lo vuoi commentare? Sì, volentieri. Sì. Allora, numero uno, vorrei rispondere a una cosa fantastica che riguarda tonnellate di libri che ancora sono su scaffali in biblioteche, che dovrebbero essere praticamente buttati nella spazzatura perché non sono stati aggiornati con le scoperte archeologiche negli ultimi 2 secoli. In Babilonia, in Iraq, hanno trovato delle cose che confermano autenticità del racconto di Daniele. Le informazioni per cui Daniele è stato accusato negli ultimi secoli. E poi, cosa interessante, quelle cose per cui è stato accusato come non autentico e un falso, si sono dimostrati non punti deboli ma punti più forti, perché è stato l'unico a sapere. Vedete diapositiva qui, le rovine dell'antica Babilonia. Antiche copie di rotolo di Daniele raccontano praticamente che Daniele dice che la Babilonia è stata opera anche la costruzione dell'imperatore Nabucodonosor. Sì. Cosa succede? Greci nel VI e V secolo non hanno mai raccontato un fatto del genere. E cosa succede? Succede questa cosa qui. Solo Daniele, i rotoli di Daniele, le copie di Daniele raccontano che Nabucodonosor è il costruttore della Babilonia, e guardate qui adesso la tavoletta che hanno trovato archeologi tedeschi in Iraq, nel sito dell'antica Babilonia, riporta il nome di Nabucodonosor e conferma, è la tavoletta del VII secolo a.C. Però. Conferma, qui c'è il nome di Nabucodonosor come costruttore della Babilonia, che ha imbellito diversi quartieri di Babilonia. E l'informazione che solo Daniele conosce. Una prova incredibile. Nella storia nessuno lo sapeva questa cosa qui. Un'altra informazione, Daniele racconta dell'esistenza dell'ultimo re babilonese Belsassar, che cade Babilonia nei mani medo-persiani. Fu criticato per i secoli per questa cosa qui come un grande errore storico, finché scoperte archeologiche, le tavolette di Babilonia hanno dimostrato che veramente esiste. Guardate qui cosa scrivono. Vediamo in chiusura le ultime scoperte guardate cosa archeologiche. Scrivono, dice: grande assirologo francese Lenmart scrive: più io leggo e rilego il libro Daniele, confrontandolo con i dati dei testi cuneiformi, più sono colpito della veridicità del quadro che i primi 6 capitoli tracciano della corte di Babilonia, più riscontro infine impossibilità di stabilire la redazione all'epoca del II secolo a.C., quindi come cose scritte dopo. E poi un altro scrive: lo si è accusato di errore fino ai giorni in cui le iscrizioni cuneiformi hanno fatto conoscere questo nome e rivelato nel 1924 che in effetti Belsassar era stato nominato re di Babilonia dal suo padre Nabonide. E quindi viene confermata la profezia, diciamo così. Quindi è veramente autentico, nasce in un'epoca del VII secolo, ha le informazioni che nessuno nel VI e V ha raccordato. Rispondiamo così al messaggio, caro E non solo, l'ultima cosa con cui voglio ricordare, se no mi uccidono dalla regia. È la conferma della lingua aramaica, cioè grazie al ritrovamento dei rotoli di Qumran, delle 8 copie, e grazie di documenti aramaici del VIII, VII e VI secolo, dimostrano che il rotolo, 90% delle parole in aramaico di Daniele sono di quell'epoca lì. Ci sono le parole e frasi che non vengono più usate nel V, quindi tutte le profezie scritte in aramaico, se non lo sai tu, David, sono di un'epoca veramente antica. Quindi rotolo è veramente autentico. Ci fidiamo di tutto quanto ci dici. È basato sulle prove archeologiche, perché queste prove di questi documenti non te lo inventi tu, sono prove archeologiche. Quindi rispondiamo così all'amico o all'amica che ha scritto il messaggio. Si tratta semplicemente del fatto che con gli anni a venire le nuove prove archeologiche hanno dimostrato la verità di quanto ha profetizzato Daniele e i rotoli del Mar Morto. Io ti ringrazio perché mi piace l'archeologia, mi piace la storia, il fascino del passato, che hanno un'incidenza incredibile, l'hai dimostrato anche nel nostro presente, nel leggere anche il futuro. Più di così non potevamo dire. Allora, caro Davide, ti ringrazio. Tu so che sei in giro per l'Italia a presentare le tue ricerche, a presentare questi scoop archeologici. Quando torni, come hai fatto ieri, fammi uno squillo e io ti ospito volentierissimo in trasmissione. Benissimo, hasta la vista. Allora, chiudiamo, cari amici, anche la nostra mattinata di oggi. Vi ricordo i numerosi programmi in palinsesto, lo sapete, alle 12:40 c'è lei, bella bionda, Elena Cognito con TV7 con voi, alle 13:30 il TG, alle 21 il giovedì è tutto sport, Rugby House, alle 21:40 Coni Veneto, alle 22:30 Mani e Fuori, la pallavolo con Massimo Salmaso. Io vi mando un grande bacio, un abbraccio, vi aspetto domani, è già venerdì, per l'ultima puntata prima del weekend di TV7 alle 7. Un bacio alla regia e grazie a tutti, a domani, mi raccomando.